Un tempo abitato soprattutto da pescatori, negli anni è cambiato radicalmente e oggi è uno dei quartieri più multietnici della città. Siamo a Iarchi, rione simbolo di Ancona, dominato dalla mole. In attesa che parta la riqualificazione con i fondi del bando periferie, siamo andati a vedere, guidati da una residente, in che condizioni si trova il quartiere. Il nostro viaggio inizia in via Fornaci Comunali. Strutture in degrado e vegetazione incolta costeggiano la strada. Punto critico è l'area verde delle rupi comunali. Già salendo le scale per accedere al parco, la sensazione di incuria è evidente. I muri sono scarabocchiati, per terra ci sono pozzanghere di acqua stagna e muschio. L'area verde si presenta completamente incolta. L'erba è molto alta e gli alberi negli anni hanno formato una fitta barriera di degrado. Per terra non è difficile trovare delle siringhe e pensare che lì c'è anche un campetto da calcio dove vanno a giocare i ragazzini. I residenti chiedono che il parco venga sistemato, che ci sia più illuminazione e più controllo. Secondo me avrebbe bisogno di più controlli e magari di una rivisitata, insomma, perché basterebbe veramente poco per sistemare la situazione. Anche una potatura anche agli alberi. Poi io tra l'altro abito di fronte e di fronte quando ero ragazzina, quando ero piccolina, insomma, riuscivamo a vedere anche tutta la parte sopra legata alla cittadella, alla strada che poi va alla cittadella. Invece ora non si riesce a vedere più nulla perché è completamente coperto dagli alberi. Scendiamo e proseguiamo il nostro giro, direzione Piazza del Crocifisso. Anche qui è atteso un intervento di riqualificazione. Per riqualificare il quartiere ci vorrebbe una zona, soprattutto per far giocare i bambini, una zona un po' più ampia, come può essere questa piazza che risistemata, riqualificata verrebbe benissimo perché è anche ampia, anche una zona molto ampia, quindi è anche un punto, diciamo, di incontro perché essendoci la nostra parrocchia è anche un punto per i grandi, per i bambini, per tutti e quindi sarebbe carino comunque mettere dei giochi. Ci dirigiamo sotto ai portici, il simbolo del rione. Tra serrande abbassate, cartelli di vendesi e affittasi, fioriscono i negozi etnici. Il degrado sotto agli archi è sconcertante. Gli abitanti del quartiere sono preoccupati dalle condizioni in cui versano le colonne. Alcune sono state transennate. Basta poi alzare gli occhi al soffitto per notare nel migliore dei casi delle vistose crepe, nel peggiore ferri, mattoni e grandi buchi. Se si abbassa lo sguardo, il tasto dolente è la pavimentazione. Tra una mattonella e l'altra si sono create ampie fessure dove si deposita la sporcizia. Ci vuole massima attenzione per evitare di fare delle storte. Il guano dei piccioni è ovunque, sui muri, nelle persiane, nelle serrande dei negozi e per terra. I portici che andrebbero completamente ristrutturati, onde evitare che se ci fossero altre scosse di terremoto possano crollare. Perché il problema è veramente grave. Per riqualificare gli archi sarebbe molto ma molto carino creare degli eventi come mostre di pittura che sono già state fatte negli anni passati, mostre di fotografia, mostre di scultura, si potrebbero creare anche eventi musicali e spettacoli di danza, in modo che comunque si renda il quartiere più popolare, si riescono ad attirare più persone e si riesca a far rivivere il quartiere come era una volta. Girando per le vie del rione, la sensazione che tra le varie popolazioni c'è convivenza, ma ancora non c'è integrazione. A volte è balzato alle cronache per episodi di criminalità, ma per gli arcaroli nel quartiere si vive abbastanza bene. Io agli Archi ci vivo da 44 anni. E sinceramente non mi ci trovo male, non mi ci trovo proprio male, nel senso che comunque sia riesco comunque ad andare d'accordo con le persone, perlomeno nella via mia comunque che rimane dietro, non sotto i portici ma nella via dietro, rimane molto più tranquilla, quindi non ho visto particolari eventi negativi. E riesco comunque a convivere bene anche con le altre popolazioni, non ho avuto neanche mai problemi, mio figlio non ha avuto mai neanche problemi a scuola. A Iarchi la riqualificazione non può più attendere. Le opere previste con i finanziamenti del bando periferie daranno un nuovo volto e nuova vita al quartiere. Nel frattempo, però, interventi di manutenzione e pulizia potrebbero contribuire a restituire al quartiere la dignità che merita.